Siamo in diretta dagli studi di Studio 100, io sono Marina Luzzi, con me ci sono Peppe Candelli e Piero Caffio in regia, siete anche sui 96.5 in FM di Radio Cittadella, su radiocittadella.it, su studio100.it, insomma potete vederci dove volete. Bentrovati, buongiorno, parliamo dell'emergenza carcere. Ieri la visita del deputato di Forza Italia Vito De Palma insieme al consigliere regionale Massimiliano Di Cuia e ad altri rappresentanti dello schieramento. Abbiamo in collegamento Vito Ferrara, segretario provinciale del SAPPE. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Cittadella, grazie per l'invito. Dicevo che ha visto insomma anche le immagini di questa visita ieri di De Palma. Ne avete viste parecchie di visite negli ultimi anni al carcere di Taranto. L'impressione di quella di ieri, insomma, delle dichiarazioni che ha ascoltato, e in generale quali sono le vostre richieste? Sì, effettivamente l'onorevole De Palma ieri ha potuto constatare personalmente la grave criticità in cui versa l'istituto. Ha fatto una visita all'interno dei reparti detentivi, ha preso atto che vi è un problema strutturale di cui ci sono alcuni reparti che necessitano di urgenti interventi di ristrutturazione e poi il grave sovraffollamento che c'è in atto. A questo proposito, insomma, è stata un'estate pesante, difficile, niente aria condizionata nel carcere di Taranto. Immaginiamo soltanto questo, cosa significa rimanere in celle così piccole con le temperature che abbiamo avuto. Sì, sicuramente. Noi abbiamo chiesto alla politica un intervento immediato ed urgente e non un intervento programmato a lungo termine, perché loro parlano di interventi strutturali mediante costruzione di altri carceri. Taranto ha bisogno di un'urgenza immediata con un sovraffollamento che deve diminuire assolutamente, perché qui parliamo sia della dignità dei detenuti stessi e poi degli operatori penitenziari che ci lavorano. Certo, quindi infatti. Noi ieri abbiamo avuto un confronto anche a seguito della visita con l'onorevole De Palma, dove appunto abbiamo evidenziato tutte le criticità in cui versa questo istituto. Senta, quanti agenti penitenziari... Sì, prego, si è impegnato al volo, poi le faccio la mia domanda. Sì, dicevo, si è impegnato ad evidenziare i piani superiori la situazione che lui ha potuto constatare personalmente, perché tante volte si parla per sentito dire, lui ha potuto effettivamente verificare personalmente quanto noi denunciamo da tempo. Tengo presente che il 13 di agosto c'è stata la presenza anche del sottosegretario Del Mastro, il quale lui ha confermato anche egli la situazione di gravità. Senta, dicevo, il carcere di Taranto è tra i più sovraffollati, se non il più sovraffollato d'Italia, quasi il doppio dei detenuti che dovrebbero esserci, se non erro, mi corregga se sbaglio, circa 900. A fronte di quanti agenti, quanti ce ne sono e quanti ce ne dovrebbero essere, Ferrara? Vabbè, dunque c'è un sovraffollamento del doppio, come lei ha evidenziato. Da 500 posti ci sono quasi 1000 detenuti, quindi questi soggetti sono tutti ammassati, cioè non hanno gli spazi che dovrebbero avere e peraltro, voglio dire, viene meno anche il trattamento, perché se la finalità della pena deve essere in primis il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, come appunto ho evidenziato all'onorevole De Palma, allora c'è qualche problema. Quindi abbiamo una grave carenza di personale e ci vorrebbero almeno 100 unità per avere una normale attività lavorativa anche nel rispetto della sicurezza. Quindi il problema principale è questo, bisogna chiederci ma il trattamento funziona, il rispetto dell'articolo 27 funziona? Io ho posto queste domande
all'onore vero. Ferrara, dobbiamo andare velocissimamente sull'altro argomento perché poi non ho più tempo, abbiamo veramente poco spazio, ovvero le 30 ore al pronto soccorso per un detenuto che è stato piantonato da 2 agenti penitenziari negli scorsi giorni, insomma ci ha passato quasi 2 giorni, l'avete denunciato ieri. Dall'altra parte però segnalo una nota della ASL che dice che in realtà il fatto di essere rimasto così tanto tempo era dovuto al piano, insomma, terapeutico, al tipo di protocollo cardiologico necessario per il problema che aveva manifestato questa persona, insomma, quindi che era necessario che stesse lì in osservazione, che non è stato abbandonato, diciamo, a se stesso in attesa di cure. Ma nessuno ha parlato di abbandono. Il problema è l'aspetto tecnico che loro dicono per una questione di monitoraggio, ma di fatto il detenuto è stato per oltre 30 ore al pronto soccorso. Allora qui non è che stiamo parlando di un cittadino comune, stiamo parlando di un detenuto privato della libertà, che ci possono essere problemi di sicurezza o altri, e anche problemi di privacy, perché non è neanche normale vedere un detenuto ammanettato in mezzo a tutta la gente comune. Quindi noi chiediamo al massimo pure una stanza di sicurezza per avere una idonea un idoneo trattamento e mettere in sicurezza anche lo stesso pronto soccorso.